Io direi che questa è una giornata ad altissimo contenuto civico, perché sono state premiate le scuole scelte tra 14.000 partecipanti del bacino, quindi 14.000 ragazzi, studenti, su tre cose fondamentali, almeno io le ritengo così. La prima è il decora il Natale, quindi la difesa delle nostre tradizioni, decorando un presepe fornito a tutti uguale con i materiali di riuso, quindi doppia valenza. C'è anche il riuso oltre alla difesa delle tradizioni. La seconda è il riciclo dell'olio esausto, anche questo è importantissimo perché l'olio esausto è un materiale altamente inquinante se non buttato via nei giusti modi. E la terza è ricreiamo e quindi l'utilizzo, il riuso del materiale, il riciclo del materiale, anche questo fondamentale da insegnare ai nostri ragazzi se non vorremmo trovarci un giorno immersi in un mare di immondizia. L'unica speranza che abbiamo è quella proprio del riuso dei materiali. Noi facciamo delle azioni continue nei confronti delle scuole, specialmente per quanto riguarda il riuso del materiale, e devo dire, non posso non dirlo, non menzionare Deborah Basei, che è un'artista, una grandissima artista che ci sta dando una mano in questo senso, una mano molto importante proprio per fare in modo che sempre più scuole partecipino a questo tipo di attività che noi riteniamo assolutamente fondamentali anche per il nostro e per il loro futuro. Quando siamo in mezzo ai bambini è sempre bello, quindi fantastico veramente. Quello che mi è piaciuto è che mi hanno chiesto come siamo messi in Italia. Siamo in tema di Giro d'Italia, abbiamo detto ragazzi siamo in fuga, ma con tanti punti, gli altri sono a tanti punti più indietro, 90 a 60. Sono già diversi anni che lo facciamo, ogni anno incrementiamo qualche premio in più per invogliare ancora di più ragazzi e di più scuole. Sappiate che tutte le scuole, e sono oltre 400, sono tutte quante interessate a questi messaggi che diamo sulla raccolta differenziata e l'abbandono dei rifiuti.